caso dei migranti positivi all'ex caserma Serena, un poliziotto della questura di Treviso risulta contagiato e si attende l'esito del tampone per altri 2 agenti. La denuncia del sindacato di polizia FSP. Il sindaco di Treviso questa mattina ha parlato con uno degli ospiti da una finestra spiegando l'importanza della quarantena. Sono preoccupati e confermano di non essere divisi. Al lavoro preferiscono il reddito di cittadinanza, l'accusa del presidente dell'associazione Jesolana Albergatori di fronte alla mancanza del 30% di personale in hotel e ristoranti. Provvedimenti al di sotto delle aspettative senza strategia di rilancio da Unioncamere Veneto e Confindustria Venezia. Le imprese bocciano il decreto agosto del governo. Il cammino travagliato che i risparmiatori dell'ex Popolari hanno intrapreso per ottenere gli agognati indennizi sembra aver imboccato un tratto in discesa. L'annuncio dell'associazione Zelino Terzo da Onara. La denuncia di una coppia di Susegana trovatesi faccia a faccia con un drone che stava sorvolando il terrazzo di casa. Temiamo si possa trattare di qualche ladro pronto a colpire nel periodo estivo. Weekend da bollino nero sulle strade bellunesi, stamattina code chilometriche, traffico in autostrada verso le Dolomiti. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque l'avete sentito ora dai titoli, il caso in primo piano dei migranti positivi all'ex caserma Serena. Ora la situazione di alta tensione investe anche le forze dell'ordine. Un poliziotto della questura di Treviso risulta contagiato e si attende l'esito del tampone per altri 2 agenti. La denuncia del sindacato di polizia FSP. Non è assolutamente accettabile che i nostri colleghi impegnati quotidianamente in quella caserma possano rischiare di venire contagiati. Abbiamo contato anche tra le nostre file un primo contagio proprio a Treviso. Un poliziotto positivo al virus, altri 2 in attesa di un altro giro di tamponi previsto lunedì e che potrebbe portare a 3 il numero di agenti contagiati. La situazione esplosiva all'ex caserma Serena, con l'aumento esponenziale di migranti positivi, investe ora anche le forze dell'ordine, provocando la reazione immediata del sindacato di polizia FSP. Avremo tante domande da rivolgere al prefetto di Treviso, ma ci chiediamo cosa sia stato fatto per arginare il propagarsi di questa pandemia all'interno di una caserma, se sia stato fatto tutto il possibile o tutto il necessario perché questo non avvenga. Non ci sembra, perché, ripeto, in 2 mesi e mezzo un aumento esponenziale di contagi non è tollerabile. Il contagio della gente sarebbe avvenuto sabato scorso durante l'intervento che ha portato all'arresto di un migrante dopo gli atti vandalici in infermeria e l'alta tensione seguita alla vicenda del medico e dell'infermiera presi in ostaggio da alcuni facinorosi. Inevitabile il tampone per i presenti durante il blitz delle forze dell'ordine ed esito positivo per il poliziotto che, inizialmente asintomatico, nei giorni successivi ha cominciato ad accusare febbre. 2 altri agenti, dopo un primo esito positivo e negativo, attendono ora il nuovo round per la prossima settimana. Una situazione allarmante e ora il sindacato chiede interventi immediati. Si faccia in fretta, si faccia presto. Chiediamo anche al governatore Luca Zaia di poter effettuare i tamponi a tutti i poliziotti della provincia di Treviso che abbiano lavorato a vario titolo presso la caserma Serena. Cercheremo anche di andare a fondo su quelli che sono stati ovviamente i protocolli adottati all'interno della caserma Serena e su questo daremo battaglia perché, ripeto, Treviso non merita questo trattamento. Il sindaco di Treviso questa mattina all'ex caserma Serena ha parlato con uno degli ospiti da una finestra spiegando l'importanza della quarantena. Siamo dispiaciuti per la situazione che stanno vivendo questi ragazzi, ha detto. Io quotidianamente passo di qua perché non siamo indifferenti al problema, ripeto, siamo dispiaciuti anche per coloro, quelle 300 persone che oggi devono rimanere chiuse all'interno della stessa struttura. Il sindaco Mario Conte anche stamattina si è recato all'ex caserma Serena per vedere di persona la situazione. Si è soffermato qualche minuto a parlare con uno dei migranti presenti nella struttura, gli ha spiegato l'importanza della quarantena e poi ha raccolto le preoccupazioni per la situazione che gli ospiti stanno vivendo. Ovviamente anche loro sono preoccupati e capisco che sia difficile per loro rimanere all'interno di questa struttura e quindi ci sono anche tante brave persone e quindi dispiace francamente vederli così. Tra l'altro ci conferma che non c'è nemmeno la divisione tra positivi e negativi, che questo è qualcosa di davvero grave, preoccupante
e che ci rattrista, ma mi rattrista veramente anche per loro, perché provate a immaginare avere la consapevolezza di poter entrare in contatto con dei positivi. Davanti alla caserma continua il presidio delle forze dell'ordine per assicurare che nessun ospite esca dalla struttura fino al termine della quarantena. Mercoledì prossimo, terzo giro di tamponi. Ora dobbiamo gestirla nel migliore dei modi e cercare di uscire da questa emergenza, che può essere un'emergenza sanitaria, nel minor tempo possibile. Lo dobbiamo per la comunità trevigiana e anche per questi ragazzi. Da Treviso a Padova, 2 i focolai più importanti presenti nella città, entrambi sotto stretta osservazione da parte delle autorità sanitarie dell'ULSS 6. Vediamo dunque gli aggiornamenti. Lavorano su 2 fronti principali le autorità sanitarie dell'ULSS 6 padovana, il focolaio del centro estivo di Padova Nuoto e quello dei ragazzi rientrati da una vacanza in Croazia. 5 i bambini positivi su 94 persone sottoposte a screening, 29 dipendenti e 65 bambini. Non hanno eseguito il tampone 26 persone, lo faranno nei prossimi giorni. Tutti dovranno rimanere in isolamento per 14 giorni in via precauzionale. È stato chiuso il centro estivo dei bambini, rimane invece regolarmente aperta la parte non interessata dal centro estivo, perché le 2 realtà non si sono mai incrociate e quindi piscine regolarmente frequentabili. Il distanziamento fisico, utilizzare la mascherina, lavarsi spesso le mani, sono questi gli ingredienti fondamentali che possono aiutarci a evitare che ci possa essere una ripresa. A oggi la situazione non è preoccupante, è assolutamente governata, controllabile. Sale invece a 9 il numero di positivi nel gruppo di ragazzi che ha partecipato a un viaggio organizzato con altri coetanei del Veneto e della Lombardia in Croazia sull'isola di Pag l'ultima settimana di luglio. Risulterebbero altri ragazzi positivi residenti in Lombardia. Sono stati contattati tutti i residenti dell'ULSS 6 per fare il tampone e tutti i contatti sono in isolamento. Sono stati riferiti alcuni piccoli cluster familiari o di amici di persone di rientro da zone di villeggiatura in Veneto, Rosolina e il Cavallino, in Trentino, a Malta e a Corfù, tutte situazioni in via di aggiornamento. In totale a Padova, considerando tutti i viaggi monitorati, ci sono 387 persone in isolamento. Al lavoro preferiscono il reddito di cittadinanza, fa discutere l'uscita del presidente dell'associazione Jesolana Albergatori Alberto Maschio, che di fronte alla mancanza del 30% di personale in hotel e ristorante punta l'indice contro quella che definisce cultura dell'assistenzialismo. Sul litorale veneziano il turismo è tornato, il personale no. Tra hotel e ristoranti mancano figure professionali tra le più disparate per un totale che si assesta attorno al 30%. Le risposte spesso sono quelle che potete immaginare, con i sussidi che dicevano stando a casa, chi glielo fa fare di venire a lavorare sostanzialmente, anche a fronte di assunzioni di tutto rispetto. Alberto Maschio, presidente dell'associazione Jesolana Albergatori, denuncia senza mezzi termini quella che definisce la cultura dell'assistenzialismo di chi al lavoro preferisce rimanere a casa coperto da reddito di cittadinanza, bonus o altre forme di sostegno. Un'uscita che ha subito scatenato violente polemiche, prima fra tutte quella di chi dà la colpa proprio a certi albergatori e ristoratori che propongono stipendi troppo bassi. Io ho qui davanti una busta paga di un nostro collaboratore di cucina, che l'ordo busta paga a 2.470 euro, al netto arriva a 1.650. Questa è una busta paga di 40 ore settimanali, ci sono 800 e più euro di trattenuti. Quindi domandiamoci dov'è il problema, spesso e volentieri. Il problema non è il netto, è quello che c'è tra il netto e l'ordo, il problema che sparisce, che va nelle casse dello Stato. Il costo del lavoro è troppo alto. Fin dal primo manifestarsi dell'emergenza sanitaria, la categoria aveva proposto la decontribuzione dei rapporti di lavoro stagionali, chiedendo che i finanziamenti di sostegno alle persone si tramutassero in abbattimento del costo del lavoro, quindi meno spese per le aziende vittime della crisi e più compensi per i dipendenti. Nel decreto agosto potrebbe esserci qualcosa che va incontro a questa richiesta, che quindi l'abolizione degli oneri contributivi per gli stagionali, per i termali. Vorremmo capire da quando partirà, perché se partisse da settembre sarebbe l'ennesima beffa se non una presa per i fondelli. Evidentemente, perché sia utile per gli stagionali, deve partire quantomeno dal mese di giugno. Oggi l'approvazione del nuovo DPCM, ieri serata quello del decreto agosto per il rilancio economico post-emergenza. Il presidente della Camera di Commercio Treviso e Belluno, Pozza, parla di provvedimenti al di sotto delle aspettative.
I dati dell'indagine congiunturale della Camera di Commercio Treviso-Belluno arrivano quasi contemporaneamente all'approvazione da parte del governo del decreto agosto e i contenuti stridono, secondo il presidente Mario Pozza, che accoglie con toni per nulla entusiastici i provvedimenti che dovevano mirare al rilancio economico del paese. Ci aspettavamo un'apertura più strategica nel rilancio del paese. Cosa intendo dire? Intendo dire che un massiccio intervento in opere pubbliche, in investimenti in tutto il paese, non solo in un'area del paese, una sburocratizzazione che non c'è, basterebbe un DPCM, fare i salti di gioia se, visto che il governo ha i pieni poteri, facesse un DPCM per snellire la burocrazia. Ma non è l'unico aspetto che secondo Pozza non torna. Inutile assumere 80.000 persone nel mondo della scuola quando abbiamo le scuole che cadono, abbiamo una popolazione che non sta in crescita, con che previsioni facciamo le assunzioni? Mettiamo quelle risorse a mettere in sicurezza le nostre scuole, a creare gli asili nido a costo più compatibile. Quindi il nodo lavoro. Poi l'altro aspetto, quello che riguarda la cassa integrazione, è solo spostare il problema un po' più avanti. Quindi per carità va bene aiutare, è giusto che ci aiuti, ma però bisogna anche pensare al futuro, non all'immediatezza. Non è che l'imprenditore abbia voglia di licenziare, è che se la produzione non è più compatibile con i costi, bisogna fare una ristrutturazione. Nel trimestre del lockdown, riporta la Camera di Commercio, Treviso ha vissuto un crollo della produzione industriale del 22%. In maggiore difficoltà tessile, abbigliamento, calzaturiero, ristorazione, ma non solo. Soprattutto l'automotive, perché la nostra realtà, la realtà trevigiana, è molto presente nell'automotive. Il nostro primo cliente è la Germania è il primo produttore al mondo e di conseguenza i dati sono veramente preoccupanti su questo. Meno 33% a Belluno, dove l'occhialeria ha subito un tracollo. Unica nota a infondere coraggio il fatto che oltre il 40% delle imprese si attende per il terzo trimestre un significativo cambio di rotta. È durissimo anche il commento del presidente di Confindustria Venezia Rovigo, Vincenzo Marinese, che a proposito dello stop del deposito GPL a Chioggia parla di una decisione grave. Lo ha detto questa mattina in collegamento durante la nostra edizione straordinaria. Sentiamo. Penso concretamente che sia stato fatto veramente poco. Va bene il discorso della rateizzazione per chi non ha potuto pagare le imposte in 24 mesi per il 50%, però nel decreto c'è una cosa grave, che va dichiarata, un investimento fatto a Chioggia di parecchi milioni di euro viene di fatto abrogato da una legge, cioè nel momento in cui noi dovremmo fare gli investimenti, creare occupazione, con un decreto si stoppano gli investimenti da una parte e dall'altra parte si bocciano gli investimenti autorizzati dai ministeri. E questa è una cosa grave. Vuol dire che questo paese non può cambiare, non cambierà mai. Non c'è una cosa che porti valore aggiunto dal punto di vista del fatturato delle aziende. Non c'è una misura che riguardi la patrimonializzazione delle aziende. C'è soltanto il blocco dei licenziamenti, che poi alla fine sarà soltanto un protrarsi della situazione, perché non si ha la capacità di promuovere azioni che sono destinate allo sviluppo. Proprio sono incapaci. Loro sono incapaci di pensare allo sviluppo, lo dico in maniera molto chiara. E voltiamo pagina, novità per i risparmiatori coinvolti nel crack della Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Sentiamo. Fondo indennizzo risparmiatori, buone notizie. Il cammino travagliato che i risparmiatori della ex Popolari hanno intrapreso per ottenere gli agognati indennizi sembra aver imboccato un tratto in discesa. L'inghippo burocratico circa la richiesta di indennizzo che va presentata con la denuncia dei redditi 2018 era nato per le partite IVA che usufruiscono del residuo forfettario e il regime di cedolare secca. Per dissipare i dubbi di un eventuale cumulo non previsto, il tributarista Loris Mazzon dell'associazione Ezzelino Daunara aveva inviato il quesito direttamente all'Agenzia delle Entrate. Il rischio che ne derivava era che migliaia di risparmiatori non rientrassero più nel tetto dei 35.000 euro stabilito per legge. L'associazione aveva quindi presentato un'interrogazione parlamentare.
Per quanto riguarda il problema del reddito, Consap ha inserito una procedura che nel caso un risparmiatore avesse sbagliato il reddito gli chiederà l'integrazione, lo stesso avrà 60 giorni per fare la correzione. Che sia la volta buona che i risparmiatori possano finalmente dormire a sonni tranquilli? Sembra di sì. Questa volta le buone notizie non finiscono qui. Altra buona notizia è che da parte del sottosegretario Villarosa e dal governo hanno confermato che entro settembre inizieranno i bonifici ai risparmiatori. Questo ci auguriamo sia l'ultimo atto di questa vicenda. Ringraziamo il tributarista Mazzon che ha sollevato il problema, ringraziamo Consap e tutti gli enti che hanno collaborato con i risparmiatori. A presto. Ed ora invece parliamo del weekend da bollino nero sulle strade bellunesi. Questa mattina code chilometriche e traffico in autostrada verso le Dolomiti. Sono partito alle 8 di questa mattina da Vicenza e praticamente ho trovato la colonna qui e adesso mi fermo un po'. Un'ora per percorrere 7 km, 2 ore e mezza fra il casello di Cadola e Longarone. Traffico letteralmente paralizzato stamani nel primo weekend a bollino nero per i vacanzieri. Siamo più o meno distanti 400 metri dall'innesto della A27 con la 51 d'Alemagna. Questa è una delle scene a cui oramai ci siamo abituati, ma che stanno diventando sempre più frequenti in questa calda estate per la viabilità della provincia di Belluno. Buongiorno, posso sapere dove siete diretti? A Cortina. A Cortina. Questa è una gita turistica? Sì, una gita turistica. Sapeva di trovare questo traffico? No, assolutamente no. Non se lo immaginava? No. Siamo già a Resi, veniamo da San Donà di Piave, quindi è da circa un'oretta da qua. E siete diretti? Ad Auronzo. Sapeva di trovare questo traffico? Allora, sapevo, ma non avevamo alternative e la prossima volta cercheremo di o anticipare o ritardare, ma così è. Fino al primo pomeriggio le auto sono rimaste imbottigliate, a vigilare sul traffico diverse pattuglie della Polstrada. Dall'alto il monitoraggio costante della situazione è stato garantito dall'elicottero dei Carabinieri del 14° nucleo di Belluno. Da dove sta arrivando? Da Treviso, Giavra del Montello. E non si immaginava una colonna del... Non la immaginavo veramente. Non si è informato prima di partire? Sì, sono informato, una colonna di 15-20 minuti può anche starci, ma una stratoia del genere, che sono anni e anni che è là, non si risolve mai niente. La provincia ha chiesto e ottenuto la presenza di movieri in corrispondenza dei cantieri stradali sulla 51 e della protezione civile pronta a supportare gli automobilisti, tra i quali l'ipotesi del prolungamento autostradale con un progetto non impattante incontra consenso. Sarebbe favorevole al prolungamento della A27 dell'autostrada fino al centro? Certo che sarei favorevole. Come no? Altrimenti tutta la gente cosa deve fare? O rimane a casa, se no non si muove. O va da un'altra parte? O va da un'altra parte. Visti i volumi che ci sono di mezzi, sì, sono favorevole perché si inquina di più così che correre e quindi arrivare anche in maniera veloce alla destinazione. Sono favorevole. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione regionale dei nostri notiziari ed andiamo nel Trevigiano. La denuncia di una coppia di Susegana che questa mattina si è trovata faccia a faccia con un drone che stava sorvolando il terrazzo di casa. Temiamo che si possa trattare di qualche ladro pronto a colpire nel periodo estivo, quando le abitazioni si svuotano, ci hanno raccontato. Sono le 10:30 di un normale sabato di agosto. Le finestre di casa sono tutte aperte, poi all'improvviso uno strano rumore. Il proprietario esce in terrazzo e si trova tu per tu con un drone nero di medie dimensioni che sorvola la sua abitazione in zona Susegana. Sul nostro terrazzo poco, a dir la verità, perché ha visto subito mio marito e di conseguenza si è allontanato. Però mio marito, che era comunque fuori in terrazzo, lo aveva notato su un gruppo di appartamenti dove si è soffermato per parecchi minuti, 5 e anche più minuti, quindi controllare cosa? Il sorvolo del piccolo velivolo sopra le abitazioni insospettisce i coniugi. Abbiamo considerato prima di tutto la violazione della privacy
ed in un secondo momento, essendo ad agosto periodo di ferie per molti, il rischio di controlli per eventuali furti. Marito e moglie temono che possa trattarsi di un sopralluogo di un potenziale ladro pronto a colpire. Il pensiero è quello, perché in un periodo di ferie notoriamente è un periodo in cui succedono più furti. E appunto notando questa cosa strana, perché non abbiamo mai visto droni qui in zona. Da qui la decisione di sporgere denuncia ai carabinieri. Per segnalare la cosa, considerandola appunto, come le ho detto prima, anomala e unica, perché prima non abbiamo mai notato cose del genere. Speriamo si sia trattato solo della bravata di qualche ragazzino, dice la donna, ma inevitabilmente quanto accaduto lascia un senso di ansia. Essendo appunto la prima volta che lo notiamo, è stata una cosa che ci ha creato un po' di inquietudine. Per combattere caldo e inquinamento nelle nostre città più cementificate bisogna seguire l'esempio europeo e statunitense, una cintura di verde da realizzare tutto intorno ai nostri spazi urbani. L'asfalto, il cemento degli edifici, il traffico, l'uso dei condizionatori e la presenza di aree industriali. Questo crea nelle nostre città una cappa di calore che sale in verticale fino a 300 metri e crea una cosiddetta isola di calore, una cappa d'aria surriscaldata, fenomeno tutto urbano, che aumenta il caldo umido e soffocante fino al 20%. Per questo bisogna raffreddare, per così dire, le città venete e per farlo occorre aumentare il verde e creare la cosiddetta cintura verde, già presente in molte città europee e statunitensi. Anche le nostre città prevedono ampie aree verdi, come a Padova il Basso Isonzo, 1 milione di metri quadrati da destinare al verde, ma Legambiente teme che si arrivi a costruire anche lì. Il problema è che le amministrazioni precedenti hanno fatto delle varianti e quindi si sta edificando dentro queste aree verdi, non c'è più la perimetrazione a parco e poi da anni noi abbiamo proposto all'amministrazione di coinvolgere i comuni limitrofi per fare questa grande green belt attorno a Padova. Non servono grossi investimenti, sostiene Legambiente, visto che il verde c'è già. Però la cintura verde richiede anche di piantare molti alberi. Padova sarebbe molto indietro su questo fronte. Bisogna mettere d'accordo i comuni. Dopodiché ci sono tantissimi agricoltori, per esempio, che sono interessati a un parco agropaesaggistico a coltivare, quindi avremo anche il chilometro zero, il biologico, il cibo buono, quindi tante cose positive. Tutte le città che hanno una vera cintura verde hanno un clima più favorevole perché in assenza di vento vero e proprio si forma, tra la zona verde più fresca e quella cementificata più calda, un venticello fresco che è anche fondamentale per disperdere l'inquinamento. Domenica 9 agosto il Castello Carrarese ospiterà un gran gala lirico sinfonico. Libiamo nei lieti calici che la bellezza infiora, un brindisi che inaugura e corona la stagione lirica rimasta ferma causa lockdown. E poi la bellezza, quella delle voci, della musica, un quartetto vocale d'eccezione accompagnato dall'orchestra di Padova e del Veneto, la magia notturna della cornice e il Castello Carrarese che accoglie la ripartenza nelle note e nelle parole del giovane direttore padovano. È il mio primo concerto dopo mesi e mesi di lockdown. Mi trovavo in Russia nel mese di marzo, ero lì per una serie di concerti, quando da un giorno all'altro tutto è stato sospeso e noi artisti ci siamo ritrovati così in una sorta di limbo. Categorie dello spettacolo penalizzate che ora guardano avanti, riflettori accesi nuovamente sul palco con un galà della lirica domenica 9 agosto a partire dalle 21:15. Abbiamo strutturato un programma interamente dedicato al bel canto e al verismo. Presenteremo degli estratti dal Trovatore, dalla Traviata, dal Don Carlo e dalla Forza del Destino. Ma oltre ai colossi verdiani della storia dell'opera ci saranno estratti dalla Norma di Bellini e un omaggio alla città con la versione italiana dalla Favorite di Donizetti, opera commissionata per l'Académie Royale du Paris, poi rifatta appositamente per il Teatro di Padova.
dal bel canto alle arie ai duetti del verismo, come La mamma morta dall'Andrea Chenier, Pagliacci di Leoncavallo, interpretati dal soprano uruguaiano Maria José Siri, il mezzosoprano romano Teresa Iervolino, il giovane tenore Azer Zada, originario della Repubblica dell'Azerbaigian, e il baritono veronese Simone Piazzola. Tutto è pronto per ricominciare, quindi un augurio che parte da un brindisi, un sostegno che si avverte con gli applausi. Ed è davvero tutto, vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Ad accogliervi sarà Conegliano. Benvenuti al Meteo. Queste le previsioni per domenica 9 agosto. In Veneto cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche locale nube in più nei rilievi durante le ore pomeridiane. Non sono previste precipitazioni. Temperature un po' in aumento, minime tra i 19 e i 24 gradi, massime tra i 30 e i 34 gradi. In Friuli Venezia Giulia tempo stabile ed assolato ovunque, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Sulle Alpi e Prealpi cieli con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 22 e 25 gradi, massime intorno ai 34 gradi. In Trentino Alto Adige cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Su Prealpi e Alpi cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi. Temperature minime intorno ai 20 gradi, massime tra i 33 e i 34 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano.